Quando sono intervenuto su questa scuola erano nel 95, devo dire che era un cadavere eccellente, meno di 400 allievi, magazzini crollati, inesistenza dei vigneti. In quegli anni ho deciso di fare tutti i recuperi, i restauri e poi ho portato anche all'università. Voglio ricordare che questa scuola oggi è un campus di 1200 studenti che fanno le superiori, poi si iscrivono all'università e una volta laureati sono anche le borse di studio per i ricercatori universitari. Direi che è unico questo modello nel suo genere. E ricordi che sono indelebili anche perché questa scuola, a differenza di altre scuole, ti tiene, fra virgolette, agganciato tutta la vita. Tant'è vero che qui sono sempre presenti gli ex allievi, un'associazione che esiste da 80 anni, sono presenti gli ex docenti, sono presenti i pensionati dipendenti della scuola e quindi questa è la dimostrazione, insomma, che c'è un senso di appartenenza che è unico. È una grande soddisfazione, una grande storia e la Regione del Veneto è stata e sarà al fianco di questo straordinario istituto. Ricordiamo che queste realtà sono fondamentali per il nostro territorio, per la nostra regione. E dobbiamo ricordare solo un dato, che il 38% dell'export vitivinicolo italiano è veneto. Penso basti questo dato per dimostrare quanto questo settore sia strategico per la nostra regione e quanto noi dobbiamo difenderlo. Dobbiamo ricordare che le nostre denominazioni sono grandi nel mondo anche grazie alla scuola, anche grazie alla formazione. La Regione del Veneto continua a sostenere la formazione tecnica, in particolare in questo caso, ma anche la formazione professionale attraverso dei fondi comunitari che noi mettiamo a disposizione proprio per garantire anche poi l'occupabilità, e dobbiamo ricordare che realtà come questo hanno un altissimo tasso di occupazione subito dopo il percorso di studi. E non dobbiamo dimenticare, questi istituti preparano anche molto bene il percorso universitario. Noi celebriamo una storia prestigiosa, però il nostro deve essere un impegno quotidiano, abbiamo un'eredità importante da portare avanti e quindi dobbiamo crescere necessariamente rispetto a chi ovviamente ha fatto la gloria di questa scuola, ed è un impegno per tutti noi. Il Cerletti è diventato un campus, parte come scuola istituto tecnico agrario, scuola enologica, e diventa nel tempo, grazie all'inserimento dell'Università di Padova con le scienze viticolo-enologiche, l'istruzione tecnica superiore, ma anche i rapporti con il centro di ricerca, il CREA, Veneto Agricoltura, Unione Ex Allievi e Fondazione Enologica. Questi ingredienti ci hanno permesso di diventare un campus che si sta implementando via via, perché non è solo un insieme di realtà che convivono nello stesso territorio e nella stessa area, ma proprio un lavoro reciproco, progetti condivisi che hanno come finalità quello di mettere al centro i nostri ragazzi, i nostri studenti, perché possono fare sperimentazione, ricerca, quello che in questa scuola si deve assolutamente fare, non si può mai trascurare. Faremo uno studentato, ma poi ci saranno proprio altre migliorie e creazione di laboratori e di edifici che serviranno proprio al campus stesso. Un esempio ne è il fabbricato G, adesso voi vedete un cantiere, che diventeranno aule e laboratori e anche la sede proprio per l'ITS. È un primo passo, ma ce ne saranno tanti altri. Io, come ho già detto più di una volta, il Cerletti è più di una scuola, è casa, è una grande famiglia in cui una persona entra e vive. Mentre in altre scuole uno studente può dire io vado là per imparare, qua si viene per vivere emozioni, per vivere momenti che ti formano anche per un futuro. Ecco, essere studente di questa scuola penso sia una delle cose più belle che uno studente possa vivere, ecco. Non sempre una scuola dà queste emozioni, questa però, come ho detto, è più di una scuola, è una casa. Un grande grazie a questa scuola andrebbe già dato e continuerò a darlo, perché è una scuola che ti apre mille milioni di porte nel mondo dell'agricoltura, ma anche nel mondo esterno, nel mondo del lavoro. E il mio futuro, a me piacerebbe molto laurearmi e continuare a lavorare nel settore dell'agricoltura agroambientale, però sempre con una mano e il cuore su questa scuola che mi ha dato tanto e continuerà ancora a darmi per un altro.